Tutto pronto per la sesta corsa della serata e la quinta manche del Tommaso Grassi Award. Questa volta sono solo in 7 dietro le ali della macchina. Beneficeranno dei 2 punti del ritiro Roberto Vecchione, Antonio Simioli e Ferdinando Minopoli. Mentre si giocano la vittoria con l'1 British Matley e Gennaro Amitrano, col 2 Bilù Leo e Daniele Cuglini, col 3 Today Winner Font e Marco Stefani. In seconda fila col 7 Bacco Baciò Alessandro Gocciadoro, 8 Barcellona San Antonio Di Nardo, 9 Blackfire Horse VP dell'Annunziata, 10 Boys Going In Pietro Gubellini. Macchina che ha raccolto i partecipanti, si prepara al lancio con cautela British Matley. Si va con Today Winner Font che prova a scavalcare Bilù Leo, il quale prova a contenerlo. Parte molto bene dalla seconda fila anche Blackfire Horse, lotta per il comando con Boys Going In che si ritrae, prende in mano Pietro Gubellini. Intanto continua la lotta tra Bilù Leo e Today Winner Font. Bilù che ha respinto Today Winner, il quale si sistema secondo. Avanza all'esterno Blackfire Horse che va a chiedere strada a Bilù Leo e tende a passare. Dopo 400 metri di corsa Blackfire Horse prende la testa, 400 in 29,3. Blackfire Horse al comando nei confronti di Bilù Leo, Today Winner Font, quindi Barcellona Sun. Poi Boys Going In che rimane lì a traccheggiare. In corda c'è ancora Bacco Baciò che precede solo British Matley. 45 per i primi 600 metri di corsa, si viaggia sul piede dell'1.15 con il leader Blackfire Horse che prosegue nel suo percorso d'avanguardia. Cerca di avanzare ora Boys Going In, visto che non ha trovato una scia, deve fare tutto da solo, risalire allo scoperto. Il leader però continua di gran lena, non lascia respirare il rivale all'esterno. Bilù Leo continua a seguire le mosse da parte di Blackfire Horse a metà gara, passata in 1.16,5. Passaggio davanti alle tribune, Blackfire in vantaggio nei confronti di Bilù. Boys Going In che avanza gradualmente all'esterno, British Matley in seconda pariglia, terzo sotto è Today Winner Font, va a fare la terza pariglia esterna invece Bacco Baciò, 15,2 davanti alle tribune. Riaccelera in progressione Blackfire Horse che si mantiene in vantaggio nei confronti di Bilù Leo. Boys Going In sempre allo scoperto con in scia British Matley, 15,3 per la retta opposta, per la curva di destra. Si va sulla retta opposta alle tribune con Blackfire che continua in vantaggio, di fuori Boys Going in corda Bilù Leo, poi British Matley a 400 dalla conclusione. Blackfire Horse in vantaggio, 2,1,8 per il miglio di gara di Blackfire Horse che prova a scappare da Boys Going In che prova ad inseguirlo, però si è dovuto sorbire un miglio allo scoperto ed è in fuga ora Blackfire Horse nei confronti dei rivali. Blackfire che entra in retta d'arrivo in vantaggio, VP dell'Annunziata che è scappato presto, ora un po' lungo però Blackfire che si deve difendere da Bilù Leo, da Boys Going In, anche Bacco Baciò in vantaggio ancora Blackfire, di dentro va Bilù Leo, lo scatto di Bilù Leo su Blackfire che si difende sul palo, è strettissima con Blackfire Horse e Bilù Leo perfettamente apparigliati sul palo. 30,5 l'arrivo, 1.16,2 2000 metri per un arrivo micidiale tra Blackfire Horse che ha preso la testa, è scappato un po' a palo lontano e ha subito la rimonta di Bilù Leo in open stretch. Di dentro va anche Today Winner Font nell'arrivo lento, andiamola a rivedere con i due testa a testa fin sul traguardo, Blackfire Horse e Bilù Leo, i due che piombano sul traguardo perfettamente apparigliati. Prima impressione è che possa aver salvato qualcosa Blackfire Horse con VP dell'Annunziata, perfetto ad andare a sfilare al comando. Franco Baldini al training, Mirko Baldini alla proprietà di Blackfire Horse che porta a casa la vittoria molto probabilmente nei confronti di Bilù Leo con Daniele Cuglini. Al terzo dovrebbe essere Marco Stefani con Today Winner Font. Blackfire Horse VP dell'Annunziata, vincitori preliminari ovviamente in attesa dell'ufficialità della fotografia.